Artisti in residenza ad Agrigento, oggi si conclude la prima fase di questo evento fortemente voluto dalla Sovrintendenza di Agrigento. Sì, la prima fase perché gli artisti si sono impegnati a donare queste opere alla città di Agrigento e quindi col sindaco c'è un percorso per iniziare a costituire il Museo di Arte Contemporanea nei Filippini, essendo che, come tutti sapete, sono ripresi i lavori di allestimento nella sede storica del Museo Civico, per cui le opere che sono esposte oggi ai Filippini passeranno nella sede storica e quindi questi artisti sono stati bravissimi. Il progetto riprende un progetto storico degli anni 50-60, appunto, in cui c'era un concorso di pittura. Oggi si esprimono attraverso le forme di arte contemporanea che sono l'installazione, abbiamo installazioni, la fotografia, la pittura appunto su tela, ma con molte materie, un'illustratrice, tante forme di arte. Il tema simbolo appunto è la valle nel periodo del mandorlo, durante la festa del mandorlo, quindi contaminazioni reciproche, hanno interagito con gli studenti del liceo nell'alternanza scuola-lavoro, si sono scambiati idee, sono stati in residenza qui, hanno dormito insieme, mangiato e quindi hanno creato queste suggestioni anche respirando il clima della città. I temi sono appunto la storia, i luoghi simbolo, hanno lavorato nelle residenze in luoghi simbolo della città. E oggi fra i luoghi simbolo vi è anche questo Palacongressi che rinasce come contenitore culturale, quindi speriamo appunto di poter ripetere anche l'anno prossimo la terza edizione. Si conclude la prima fase del concorso Artisti in residenza ad Agrigento, ripreso dopo tanti anni, una bella tradizione che vede unirsi non solo le scuole, gli studenti, ma alcuni artisti che hanno potuto interpretare a modo loro la festa del mandorlo. Sì, è un'operazione che si intesta alla soprintendenza da un punto di vista scientifico. Noi l'abbiamo accolta all'interno del Mandorlo in Fiore con grande piacere, tanto perché la seconda edizione l'anno scorso si è svolta pure sempre in quest'ambito. Per noi è importante anche che la base logistica principale sia all'interno del Palacongressi e all'interno dei laboratori del Mandorlo, quindi dei pomeriggi, che hanno coinvolto anche attraverso la partecipazione dei bambini anche il mondo della creatività contemporanea, quindi una bella operazione che ha anche il segno della relazione e della didattica dell'arte contemporanea nei confronti delle giovani generazioni.